Eder, Mac, Pallister. Non è stata presa la decisione in merito al destino di Luis e se ne riparlerà in aula il 7 luglio. Motivi obiettivi futili, la crudeltà, la premeditazione, la minorata difesa. Luis riteniamo non si sia presentato esclusivamente perché si tratta di udienze estremamente tecniche dove avrebbe avuto una scarsa comprensione dello svolgimento e quindi verosimilmente, come immaginiamo, insomma, abbia ritenuto opportuno non presenziare per questo motivo. Non diamo assolutamente per scontato nulla, noi svolgiamo la nostra difesa a tutto tondo, riteniamo che ci siano elementi per fare delle valutazioni che possono anche portare al proscioglimento. Ovviamente il GUP avrà a disposizione tutto il fascicolo e valuterà in modo sereno. Noi riteniamo che il GUP abbia assolutamente la possibilità di pervenire anche a questa conclusione e non precludiamo assolutamente nulla. Non ha niente a che fare con la morte di Liliana. Se hanno delle accuse verso di me, io sono pronto, mettetemi le manette, prendetemi, mettetemi dentro. Mi fate un favore. Così almeno non resto in pace e nessuno mi rompe le palle. Però credetemi, io con la morte di mia moglie non ho niente a che fare. Rispetto per Liliana! Sì, gliel'ho detto, perché sai, certe frasi che ha detto non sono state carine. Cioè quella con le mani si possono fare tante cose, io e Liliana facevamo il decamerone, facevamo il bagno nella jacuzzi, cioè, non so, andavamo nella cantinola, nel sottoscala, che ne so, tutta una serie di cose, ma cioè io chiedo a Sterpi rispetto e per quelle cose che ha detto veramente deve vergognarsi. Sono 3 anni e mezzo che vado avanti con questa storia qua. Sentire questa persona che comunque esterna sempre le stesse cose, sempre la sua grande storia d'amore, dimmi te se io a un certo punto della mia vita devo credere a queste persone? Quindi probabilmente Claudio si inventa tutto? Guarda, io proprio lo guardavo oggi, mi sembrava una persona sincera, proprio che gli venisse fuori da dentro di sé. Io dico, ma o io non capisco niente di Liliana, o lui si è fatto un film nella sua testa. Sono in conflitto su questo, però non posso credere che Liliana avesse deciso di fare un altro passo lontano da me. Assolutamente non posso credere. Quello che dice lui, credimi, non me ne importa assolutamente niente, ma proprio niente. Per me non esiste. Chi ha ucciso Liliana allora? Guarda, se lo sapessi, Madonna, andrei a prenderlo subito. Lo trascinerei davanti alla questura. Non lo so, non riesco a trovare le risposte. Il mio dolore proprio è questo, il fatto di non riuscire a capire esattamente cosa è successo. Certe cose non merita neanche risposta perché lui in effetti si è fatta una sua idea su cose che io non ho mai detto. Cioè, io ho detto sì che ci siamo fatti le jacuzzi, è chiaro, non posso negarlo, anzi, ma che io abbia detto in diretta, in qualsiasi trasmissione, che con le mani si possono fare tante cose come lui intende, vuol dire che se le immagina lui. Io ho detto semplicemente, e lo dico di nuovo perché l'ho già detto, anche, ripeto, ieri, noi facevamo l'amore, per noi era amore, era fare l'amore, seduti a tavola, dopo pranzato, preso il caffè, eccetera, mano nelle mani, mani nelle mani, guardarci da 20-30 centimetri negli occhi e ripetere decine di volte ciao amore. Quello per noi era l'amore di cui intendi lui, che io intendo dire che con le mani nelle mani non è quello che intende lui. Vuol dire tenersi strette per le mani su un tavolo di casa, a 30-40 centimetri, guardarsi fissi negli occhi e ripetere decine di volte e rispondere con la stessa frase ciao amore. Punto. Questo è quello che io ho dichiarato già anni fa e lo dirò in eterno. Tutte le altre cose se le inventa lui perché gli fa comodo, secondo me. Tutto là. Per il resto vedremo, io voglio sperare che le indagini proseguano e arrivino alla verità. Aspetto la verità, spero, tengo duro su questo mondo che ormai per me ve lo lascio volentieri, perché l'ho goduto per un'ottantina di anni e proprio gli ultimi purtroppo per me sono diventati i peggiori.
Ma io sono convinto che le parole di Sebastiano le pensa lui e altre 4 persone in Italia, insomma, perché con tutte le prove è chiaro che noi non abbiamo fatto alcuna foto assieme, 1 o 2 forse, e fatte da lui anche quelle, per cui noi fra di noi per avere una foto nostra non l'abbiamo mai fatta, ci siamo scambiate quelle che avevamo, ma lei mi ha detto più volte, io le ho fatto notare, non abbiamo una foto di noi assieme, e lei mi ha detto più di una volta, le l'ho detto e lo ripeto, ma a te non ti serve la mia foto, ahimè, hai l'originale, cosa te ne fai della foto? Questa è la verità. Ho adorato mia moglie sempre, ma adorato veramente. Quando la procura ti indica come l'assassino di tua moglie, che hai ammazzato tua moglie, è la cosa più devastante che può essere per una persona. Io non lo so se queste cose sono vere o non sono vere, non lo so. Però dentro di me, conoscendo mia moglie, 32 anni insieme, certamente avevamo avuto dei momenti difficili, dei momenti così, che eravamo in contrasto, però eravamo felici. Me la sento vicino. Ecco, queste sono le calze di Liliana che metto su tante volte. L'altro giorno avevo le calze rosa e non so chi mi ha detto: ma Sebastiano, ma vai in giro così? Sono cose che mi danno gioia, capisci? Se Liliana se ne fosse andata con un altro, per te andava bene? Mi sono fatto molte volte questa domanda. Comunque avrei sofferto. Gli avrei detto: Liliana, è questo che vuoi? E tu hai la scelta. O rimarrò ferito perché ti ho amato tantissimo. Io ho avuto altre donne, sto frequentando anche adesso delle persone così, e lei era il mio cucciolo, resterà sempre nel mio cuore, sempre. Dà la forza, l'energia e di continuare a vivere, ecco, continuare a vivere. Le testimonianze raccolte negli ultimi tempi dimostrano chiaramente, e Sebastiano lo sa benissimo, e infatti dicendo questo mente sapendo di mentire, perché diventa spudorata la faccenda, nel senso che io non discuto sul loro idillio di tanti anni fa, tanti, ma altrettanti, cioè diversi, cioè molti, diciamo, più di 5, ecco, dormivano separati in casa, non facevano l'amore. Queste sono cose che lei mi ha raccontato, mi venga a dire se sono vere o no, primo, questo è il concetto, cioè lui si dimentica, io non discuto sul loro trascorso, sul loro amore di una volta, ma sicurissimamente di questi ultimi anni parla sapendo di mentire, questo è il concetto. Io non ho nessuna prova, però immaginabilmente, ed è stato e talvolta provato, io voglio sperare che la polizia le prove le possa trovare, intendo, lui con il legame affettivo tra lui e Liliana era rotto da tempo veramente, motivo per cui, ripeto, lui sa benissimo di mentire, sapendo di mentire, dicendo, parlando oggi come oggi di idillio tra di loro. Era stato, nessuno lo discute, nessuno lo mette in dubbio, ma negli ultimi anni, tanti, almeno 5 se non più, il loro idillio era finito, questa è la verità. Inizialmente dicevi che Sebastiano non sapesse della tua relazione con Liliana, adesso invece dici che sapeva tutto? Secondo me sì, è da diverso tempo. È provato e loro avevano, me l'ha detto lei stessa, io temo di essere, o credo insomma, di essere controllata. E io l'ho saputo in seguito perché non mi intendo più di tanto di queste cose, ma soprattutto tra gli iPhone, telefonini, sì. ci sono delle applicazioni che mettono in contatto i due telefoni, e quando parla uno l'altro lo sente benissimo. Gli iPhone possono fare questa cosa solo se il primo chiamante è al corrente che c'è un trasferimento di chiamata su un altro dispositivo. All'insaputa è impossibile farlo, è invece possibile, come dicevo ieri, leggere i messaggi WhatsApp e ascoltare gli audio. Sono convintissimo che Sebastiano negli ultimi tempi sapeva tutto di noi. Io ho le mie idee come tanti, come tutti forse, ma non possono essere espresse perché diventa... Secondo me comunque chi lo ha fatto, cioè chi ha fatto questo misfatto, chiamiamolo così, con un gioco di parole, non era da solo. Questo è un lavoro perpetrato da... Intanto non è escluso che sia stato premeditato, perché doveva succedere probabilmente
quel giorno. Ecco, non è una sola persona che lo ha portato a termine, perché diventa quasi impossibile per una persona, se non a costo di veramente sforzi immani, il portare un corpo, anche se leggero come quello di Liliana. Ci sono dei trabocchetti che io stesso ho messo il piede in certe buche, correndo il rischio di rompermi caviglia o malleolo. Così avrebbe potuto fare qualsiasi che voleva venire qua con un peso, anche se non esagerato, da portare. Ecco, rischiava letteralmente la rottura di qualche pezzo di gamba o di piede. Io sono convintissimo che è stato fatto da almeno 2 persone, se non 3. Quella terza che faceva luce di notte dove mettere i piedi. Via Poma, via Corte dei Conti, Corte dei Conti, Corte dei Conti. Ecco qua via Poma. Nizza.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.